The project is a workshop and lasts for 3 weeks. This time Il progetto in realtà è un workshop che dura 3 settimane. Questa volta siamo qui per ispezionare il luogo assieme ai nostri studenti. È la prima volta che visito le aree rurali in Italia ed è un panorama magnifico. Sono rimasto davvero impressionato. Nelle prossime settimane noi e i nostri studenti svilupperemo diverse idee tenendo a mente le caratteristiche del luogo. Stiamo cercando di trovare un modo per utilizzare le abbondanti risorse naturali e il patrimonio storico-artistico per sviluppare un tema per la rigenerazione dell'intera area. Credo che gli studenti avranno delle idee ottime e dei risultati magnifici. Non vediamo l'ora. Sì, credo decisamente che la campagna, le aree rurali richiedono gli architetti al giorno d'oggi, non solo in Cina, ma anche a livello globale. Specialmente alla Biennale di Venezia di quest'anno, per il padiglione cinese abbiamo presentato un'esibizione intitolata Costruire il futuro della campagna. Nella mostra ci sono circa 27 progetti dalla Cina delle aree rurali, divise in 6 parti: progettazione, produzione, turismo, cultura, comunità e futuro. Facendo questo genere di esibizione vogliamo presentare cosa gli architetti cinesi stanno facendo nelle aree rurali e che genere di esperienze possono proporre al resto del mondo. E in questo modo abbiamo modo di vedere cosa possiamo offrire a Solighetto e che tipo di opportunità gli architetti possono portare qui per questa località. Ecco, che opportunità rappresenta questo progetto per il paese, per Solighetto in particolare? Sicuramente l'opportunità di far conoscere intanto Pieve di Soligo a livello nazionale, a livello di una delle facoltà di architettura più prestigiose che la nostra nazione ha. È un'opportunità che ci vede coinvolti con altri 26 comuni, altri 26 luoghi in Italia che appunto hanno determinato con questa scelta di mettere al centro del dibattito dell'architettura contemporanea nuovamente il tema dei centri storici. Noi ci teniamo particolarmente a Pieve di Soligo, ai nostri borghi, e come avevamo iniziato in precedenza un percorso sempre con la facoltà di architettura, oggi riproponiamo e diamo questa opportunità di poter immaginare che Solighetto possa diventare un albergo diffuso. I dati del turismo confermano questo importante trend, che è quello di volgere, di immaginare un'economia che non è fatta solo di prosecco, solo di industrie, ma anche di tempo libero, di buona cucina, di cultura, di arte, e tutti questi ingredienti si trovano a Solighetto. Magari sono un po' nascosti e quindi grazie anche alla freschezza, alle idee di questi giovani possiamo riscoprirli. La partecipazione e la guida poi di una persona come l'architetto Wang che coordinerà il gruppo di lavoro credo porterà quella ventata di internazionalizzazione di idee che vengono anche dal Medio Oriente, ma comunque da una visione globale, che potrà sicuramente far nascere delle buone prospettive. A metà luglio si concluderà questo corso, ci sarà una grande mostra a Venezia e poi il Rettore ci ha chiesto di creare delle mostre nei singoli paesi dove sono oggetto di studio, quindi anche a Solighetto e a Pieve di Soligo arriveranno i lavori di questi ragazzi, che sono circa una cinquantina, che appunto lavoreranno in queste 3 settimane per portare le loro idee. Oggi ci troviamo all'interno delle sale della Fondazione Fabbri, che è un punto fondamentale per il nostro territorio, per l'attività artistica che svolge, e perché proprio per dare questo segno di concretezza uno dei temi che la Fondazione intende portare avanti e quindi far nascere concretamente questo albergo diffuso partirà proprio da Casa Fabbri, dagli immobili che la famiglia ha lasciato appunto alla Fondazione. Quindi un riuso che attualmente
c'è in forma di ospitalità per gli artisti, per chi ne fa richiesta, ma che vorremmo diventasse poi parte costante della disponibilità alberghiera del Comune. Chiaro che si tratta di una sfida importante perché i protagonisti in questo caso devono essere i cittadini, la comunità locale, che deve immaginare un nuovo sviluppo per il proprio paese, sviluppo che passa fondamentalmente per il recupero e per il riuso, quindi non stiamo parlando di nuovi metri cubi, ma di dare invece un valore a quello che è stato costruito e che oggi è in disuso.